Amici di Bella Sicilia, siamo ritornati in questo bellissimo borgo siciliano che fa parte del circuito turistico Bella Sicilia, perché stiamo vivendo insieme a voi un salto nel passato. Questo è il corteo storico organizzato a San Piero Patti per rievocare una giornata importante per questa città. E qui stanno passando davanti a noi i 4 gruppi storici che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Ve li mostriamo, qui c'è il re e tutti gli altri personaggi, la corte, le dame. Oggi è un giorno importante per questo borgo, San Piero Patti in provincia di Messina, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Già ieri abbiamo avuto un'altra giornata interessante con la Dama Castellana e oggi la sfilata dei gruppi e poi momenti dedicati al cibo tipico, sempre qui nel centro storico. Intanto ammirate questa bellissima fontana, la fontana di San Vito, guardate che spettacolo. Fateci sapere da dove ci guardate, nei commenti anche quali sono le vostre impressioni su questi bellissimi costumi. Tra poco vi racconteremo anche la storia di questa giornata, ciò che rappresenta. Piazza Duomo, dove tra poco arriveranno i vari gruppi che stanno partecipando al corteo. Ve li mostriamo adesso in questa live. Sono 4 i gruppi provenienti da varie località, tra questi naturalmente c'è anche il gruppo di casa, quello di San Piero Patti. Come dicevamo, questa è una rievocazione che vuole ricordare una giornata molto importante per questa città, quando il re visitò San Piero Patti dopo un episodio che vide la popolazione ribellarsi contro una famiglia, la famiglia Oriole se non sbaglio, e poi il re in quella giornata venne accolto con una grande festa e da lì la città di San Piero Patti ottenne tanti benefici e oggi si ricorda proprio quel momento storico. E San Piero Patti lo fa con questo corteo che ha una lunga storia, una lunga tradizione e che ogni anno vede tante novità. In apertura del corteo gli sbandieratori, adesso cerchiamo di raggiungerli. Intanto voi continuate a scriverci, continuate a farci sapere cosa ne pensate di questa iniziativa, di questa manifestazione. E naturalmente scrivete anche nei commenti da dove ci guardate. Per noi è stata oggi un'altra giornata ricca di impegni, siamo stati anche nel comune più alto della Sicilia, dove abbiamo seguito Ottobrando, seconda giornata. In pagina nelle prossime ore tanti video
Andiamo a raggiungere la testa del corteo. Vi ricordo che potete seguire poi il servizio anche in TV, su Onda TV, canale 75. Vedete quanti figuranti che stanno prendendo parte a questa bellissima rievocazione. Come detto, la serata proseguirà poi anche con il cibo tipico, la porchetta e altre specialità. E anche i falconieri. Intanto salutiamo Carlos che ci saluta dall'Argentina. Salvatore, ciao! La testa del corteo, voi intanto restate sempre in nostra compagnia, continuate a scriverci. Lo sapete, ci fa sempre piacere leggere i vostri messaggi. Tra poco il corteo raggiungerà la Piazza Duomo, dove ci saranno altri spettacoli. Ecco, sentiamo i tamburi. Ci siamo quasi, stiamo raggiungendo la testa del corteo. Bandieratori di Randazzo presenti a questa giornata per San Piero Patti, significa ricordare un momento importante della sua storia. Siamo nella piazza principale di San Piero Patti, dove sta per arrivare il corteo storico. Diana ci chiede dov'è? Siamo a San Piero Patti, provincia di Messina, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Ecco qui i gruppi. Questa è la piazza Duomo di San Piero Patti. Questo ritmo di cadenza, la cadenza che stanno E qui il palco dove ci saranno varie esibizioni. avendo il gruppo degli sbandieratori che ha aperto il corteo storico qui a San Piero Patti. Ed eccoci dunque, gente, benvenuti a questa rievocazione storica per la venuta a San Piero Patti di re Federico IV d'Aragona. Intanto un saluto particolare a Bella Sicilia di Onda TV che sta trasmettendo questa manifestazione, come sempre puntuale, precisa, in diretta. Siamo sul canale di Onda TV ed esattamente su Bella Sicilia. Un grazie al direttore Daniele Araga. Guardiamo lo
spettacolo adesso, gli sbandieratori in azione. I ringraziamenti per tutti voi amici che ci seguite, in patria siete davvero tanti, milioni e milioni, avete dato la vostra fiducia. Venite gente, venite! Fate da pubblico agli sbandieratori del gruppo Città di Randazzo. Bravissimi, un applauso più forte, gentilmente vi vorrei sentire. Dobbiamo fare festa questa sera, ci vogliamo divertire. Ringraziamo dunque il gruppo sbandieratori Città di Randazzo che avete accolto l'invito dell'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Cinzia Marchello, che si è adoperata insieme ai suoi colleghi, al vice sindaco Gianluca Di Bella e collegati, anche potete all'assessore Salvatore le vostre Pantano. impressioni su questa manifestazione. Grazie a loro abbiamo, o meglio, si è cercato di organizzare questa bellissima manifestazione e in questo momento sta riuscendo davvero bene. Tra poco ancora lo spettacolo degli sbandieratori e poi l'ingresso dei vari gruppi.
E complimenti non solo agli sbandieratori, ma anche a coloro che suonano il tamburo. Avete visto in prima fila dei ragazzini davvero in gamba. Poi addirittura uno di loro dettava appunto i tempi. Complimenti anche a te. Sei il capo, benissimo. Avete finito come esibizione? E allora possiamo proseguire. Continuiamo questo corteo storico, quindi rimettetevi in strada. Facciamo largo, bravissimi, già gli organizzatori ci stanno pensando a adesso stanno arrivando i gruppi storici. Gli amici di Bella Sicilia, condividete questo video, continuate a seguirci perché c'è il corteo storico. Dopo gli sbandieratori, vi ricordiamo ancora che hanno accettato l'invito a partecipare a questa rievocazione della venuta a Santiago Patti della Don Federico IV d'Aragona. Il corteo storico Regina Adelasia Città di Patti. A breve passerà davanti a voi, accanto al palco, per proseguire. E poi si ritornerà tutti in piazza, dove oltre la parte scenica sul palco concluderemo i festeggiamenti alla grande con sempre gli sbandieratori e soprattutto gli artisti di strada. Ed eccolo il corteo storico Regina Adelasia Città di Patti. Un applauso! Bella Sicilia, stiamo vivendo insieme a voi questo momento molto importante per Santiago Patti, che ricorda una delle pagine più importanti della sua storia. Dell'Asia Città di Patti, e si onora anche della presenza del proprio assessore della città, Daniele Greco, che sfida tra i figuranti. Da queste parti veniteci a trovare perché la serata prosegue poi con il buon cibo locale. Ammirate questa bellezza, guardate i loro abiti, la rifinitura, tutto ciò che emanano ci riportano indietro nel tempo. Poco passeranno il re e la sua regina proprio davanti a noi. C'è in tutto ciò. Intanto salutiamo Maria, la regina, la siciliana doc, fa i complimenti agli sbandieratori. Lore ci saluta dal Piemonte. E poi ci sono loro, i falconieri. Anche questo fa parte della rievocazione. Guardate che splendidi esemplari. E qui magnifici, il re e la regina composti. Seguono anche loro il corteo. Adesso vi saluta con una apertura di ali. Ammirate, e un applauso, eccolo che salutano anche loro. La presenza di tutti voi, spettacolo. Gente, questo sì che è tutto bello. Ammirate adesso anche il gruppo medievale Ruggero e Costanza di Itala. Itala. Qui sta per passare adesso il gruppo storico di Itala, un altro comune della provincia di Messina. Anche qui tanto lavoro artigianale, di sartoria.
queste dame, che splendide che sono. Gruppo medievale Ruggero e Costanza di Itala. Stanno sfilando davanti ai vostri occhi. Approfittate per scattare foto, riprendete tutto ciò. E adesso stanno per fare il loro ingresso i figuranti del gruppo di rievocazione storica Dominus Fortitudo Terra dei Branciforti di Raccuia. Accogliamoli con un applauso anche loro. Venuti a San Piero Patti per onorare questa magnificenza. Vi ricordo presto anche un servizio su Onda TV canale 75 con i momenti più emozionanti, con le interviste. Dominus Fortitudo Terra dei Branciforti di Raccuia. Abbiamo visto passare proprio davanti a noi il gruppo di Raccuia, dove siamo stati anche qualche mese fa per seguire anche in quel caso la rievocazione storica proposta da questo piccolo borgo della provincia di Messina. E adesso i musici che stanno per arrivare saranno con noi sino a tarda sera con i loro giochi, artisti di strada. Erano loro che facevano divertire a quei tempi. Ed ecco, un applauso scrosciante, ma davvero di cuore per il gruppo storico di San Piero Patti. Alla di magnificenza, eccola qua, gente. adesso il gruppo di casa, il gruppo di San Piero Patti. Passando davanti ai vostri occhi. Eleganti, imponenti. Sono tanti, tutti abiti bellissimi. Complimenti davvero per l'ottimo lavoro che siete riusciti a portare a termine. Il gruppo storico di San Piero Patti sarà in piazza e soprattutto sul palco per onorare il suo re e sua sorella Eufemia. Tutto ciò si svolgerà proprio qui, in Piazza Duomo, davanti a voi, caro pubblico, che siete venuti. E ci fa molto piacere della vostra presenza. Sicuramente ritornerete a casa soddisfatti. Continua a passare intanto accanto al palco questo lungo corteo storico. Ci sono anche le popolane. Sono davvero in tanti a rappresentare il corteo storico di San Piero Patti, a chiudere le popolane, I tamburi. e poi i tamburi, come sono sentito dallo speaker.
abbiamo mostrato il passaggio dei vari gruppi che hanno preso parte a questa edizione del corteo storico qui a San Piero Patti. Presto in pagina altri video, foto, ma seguiteci anche in TV, su Onda TV canale 75. Fateci sapere da dove ci avete guardato e naturalmente vi chiediamo di lasciare un like, un semplice commento anche per farci sapere da dove ci avete seguito e perché no, se volete portare questa immagine della nostra bella Sicilia